Andiamo a chiudere la pagina informativa di TPN con noi Monica Ferragotto, coordinamento per quanto riguarda i comitati referendari sulla sanità in Friuli Venezia Giulia, comitati referendari che scendono di nuovo in piazza perché persa sì una battaglia ma non la guerra. No? Mai. Allora domenica ci sarà questo importante incontro a Udine dalle 11 in piazzetta della Loggia del Lionello per continuare a dire il Friuli c'è. Esatto, noi saremo lì, saremo insieme con tutti gli altri comitati referendari e dimostreremo ancora una volta che il cittadino ha diritto ad essere ascoltato, a dire la sua. Riteniamo che sia importante proprio la sovranità del popolo. Hanno avuto l'azzardo, diciamo, di dirci no Di dire il 5 stop, luglio. di dire stop. Ma non è stato proprio, loro pensavano in uno stop, invece no, non è stato così, ci ha dato ancora più forza, ancora più grinta, ci ha creato ancora, proprio come ho detto prima, più forza, perché adesso non siamo soli, non è solo la sanità, ci siamo riuniti, perciò tutti i referendum siamo insieme, tutti i comitati e daremo battaglia perché consideriamo che è giusto salvaguardare i diritti dei cittadini, specialmente di una regione come quella del Friuli Venezia Giulia, una regione che aveva eccellenze, che queste eccellenze sono state perse, le abbiamo perse proprio per strada ed è giusto che in questo momento i cittadini di questa regione, non solo i friulani, ma anche tutti i bisontini, i triestini, siano proprio presenti in questa manifestazione, proprio per dire noi ci siamo e noi salviamo la nostra regione. Amor di patria. Amor di patria e di territorio. Amor di patria e di territorio. Sono 9, no? Se non sbaglio, i comitati che raggruppati insomma, in questo coordinamento. Esatto, noi siamo un coordinamento molto affiatato, siamo un coordinamento che anche se le distanze a volte ci impediscono di incontrarci, ma i mezzi attuali di comunicazione ci permettono di comunicarci e questo ci permette ancora di più essere una forza. Non ci fermiamo, noi andiamo avanti e come diciamo, se dobbiamo cadere, cadiamo in piedi, ma non cadiamo da soli. Però si dice si piega ma non si spezza, no? Perché voi siete veramente ancora, anzi lei l'ha sottolineato, siete usciti dopo la famosa bocciatura di luglio, siete usciti ancora più rafforzati, no? Avete ancora più voglia, più grinta, avete tirato fuori gli artigli, cominciate a far sentire gli artigli, è un po' come va tanto di moda nelle ultime settimane quello di sgarfare, no? Come il tacchino sgarfare per far capire che ci siamo, attenzione, non crediate e tanto è così che noi non ci siamo solo fermati in regione, siamo andati anche fuori, noi siamo andati a Roma, siamo andati a Bologna a incontrare i comitati nazionali proprio per far capire, tanto è così che è nato veramente un bel incontro con un ospedale che sta subendo le stesse conseguenze di quello di Gemona, che è l'ospedale di Giarra in Sicilia. Perciò abbiamo veramente creato dei legami dove la nostra forza è proprio quello, essere uniti, e uniti si vince, ed è quello che noi faremo. Senta, un secondo modello Friuli viene da dire, no? Un marchio di fabbrica che si può esportare anche fuori dai confini della nostra patria. Ma io penso di sì, perché il modello Friuli è proprio, noi abbiamo dimostrato in 20 anni di lotta che non ci arrendiamo. E quello che noi mostriamo fuori dalla nostra regione è proprio l'amore per questa terra. Noi crediamo in questa terra, crediamo nei cittadini di questa terra e crediamo nei loro diritti. Il loro diritto è dire no a queste riforme che ci stanno martorizzando, perciò devono firmare per abrogare le riforme. Noi chiediamo l'abrogazione della legge 17 dell'ottobre 2014, una riforma sanitaria che veramente sta creando dei disagi. Tanto è così che abbiamo osservato, e leggendo anche la stampa, che molti cittadini non si fanno curare proprio perché non hanno i mezzi e non hanno gli ospedali vicini per poter farsi curare. E poi i famosi tempi biblici di attesa che ci portano al privato. Allora, questa è un'altra delle battaglie che portiamo avanti a livello nazionale, proprio la salvaguardia della salute pubblica, perché in fin dei conti noi paghiamo le tasse, non è che la sanità ci viene regalata, certo. noi la paghiamo, non è che vi è un cade nostro giù dai diritto. conti, no? No, sono i nostri diritti e come noi diciamo molte volte non è possibile che il cittadino abbia solo doveri e non abbia diritti.
è giusto che abbia anche i diritti. Bene, grazie a Monica Grazie Ferragotto a voi, per vi il... aspettiamo domenica. Ecco, ricordiamo l'appuntamento, domenica, cioè domani, ore... Domenica 18, domani vi aspettiamo alle 11 nella Piazza del Leonello, tutti assieme a difendere questa terra che è meravigliosa. Grazie. E soprattutto portate le bandiere del Friuli, no? Ma tutte le bandiere che non siano di partito, triestine, isontine, quelle dei comuni, portate le bandiere dei vostri comuni, fate sentire che ci siamo. Grazie a Monica Ferragotto per il suo intervento, grazie a voi gentili amici per la visione all'ascolto. Dopo il break le ultimissime dal Veneto.